Qua. Chiudiamo parlando di caccia, lo facciamo con Sergio Berlato, che è presidente della terza commissione del Consiglio regionale Veneto, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Buongiorno e benvenuto Berlato. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Allora, sua l'idea di multare con una sanzione variabile tra i 600 e i 3.600 euro chi disturba i cacciatori, ho capito bene? Sì, è una proposta di legge che ho presentato in Consiglio regionale che verrà discussa domani presso la commissione che presiedo e che verrà approvata per poi essere definitivamente approvata dal Consiglio regionale nelle prossime sedute. Nelle prossime sedute. Tra i 600 e i 3.600 euro so che gli ambientalisti stanno già protestando per questa cosa qua, perché è una multa rilevante. Guardi, innanzitutto le dico che la mia non è neanche un'idea originale, perché questa è già una legge vigente in Francia, ad esempio, con un decreto le dico, del mi scusi, posso? Dica. Anche in Liguria, perché ce ne siamo occupati di questa cosa qua, non con queste cifre, però anche in Liguria è in vigore una legge di questo tipo. Prego. Sì, è una legge che riguarda solo la caccia in Liguria, mentre la proposta di legge che ho presentato io, la numero 182 dell'11 ottobre, prevede sanzioni amministrative per chiunque metta in atto in maniera intenzionale iniziative miranti ad impedire l'esercizio della caccia e della pesca. Prevediamo sanzioni amministrative che vanno da 600 euro ad un massimo di 3.600 euro, a seconda della recidività del soggetto che commette questa illegittimità. Lo sai, c'è già qualcuno qua via SMS, Berlato, che fa qualche battuta, no? Dice: verbale guardiacaccia, il signor Fagiano svolazzando tentava di salvarsi, multa di 600 euro. Non è male. Mi permetto una piccola, al di là delle battute degli animalisti che conosco bene da tanto tempo, partiamo dal presupposto che la caccia e la pesca sono attività lecite, che sono normate da specifiche direttive comunitarie, da leggi nazionali e regionali. Questo è un dato assodato, no? E quindi va anche ricordato che chi esercita queste attività paga delle tasse di concessione sia governativa che regionale. La caccia, ad esempio, ogni cacciatore ogni anno deve pagare, per esercitare questo diritto garantito dalle normative vigenti, deve pagare 173,16 euro di tassa di concessione governativa. Oltre a questo paga una tassa di concessione regionale che va dagli 84 ai 173,16, poi una quota di accesso agli ambiti territoriali di caccia di comprensori alpini che vanno da 100 a 600 euro. Quindi chi è in regola con la legge vogliamo venga garantito nel suo diritto di esercitare queste attività nel rispetto della legge. Lei dice Berlato, paga, e quindi è giusto che eserciti quello per cui paga, no? Non solo perché paga, ma anche perché paga, perché questo è garantito come un'attività lecita, sia caccia che pesca. Così come vogliamo garantire il diritto di manifestare a coloro che dissentono da queste attività, purché lo facciano nel rispetto della legge, quindi rispetto reciproco. Alle volte capita, i social network ne sono una testimonianza con tantissimi video, di estremisti animalisti che anziché limitarsi a manifestare il loro dissenso nel rispetto della legge, sono protagonisti di vere e proprie aggressioni, non solo verbali, nei confronti spesso di soggetti anziani, di cacciatori anziani isolati, che sono inermi a queste aggressioni, e quindi riteniamo opportuno che, garantendo il diritto di manifestare a chi lo vuole fare, lo debba fare nel rispetto della legge e nel rispetto delle libertà altrui, altrimenti qui ci sono delle violenze che non sempre vengono adeguatamente sanzionate. C'è già l'articolo 610 del Codice Penale che parla di violenza privata, ma purtroppo questo articolo del codice non viene mai applicato. Quindi noi prevediamo una specifica sanzione amministrativa per chi intenzionalmente, attenzione, non in maniera fortuita, non per caso, ma intenzionalmente. Allora, io la ringrazio Berlato, devo veramente chiudere. Siamo sicuri che di questa legge veneta si parlerà parecchio nelle prossime settimane.